Londrina. E poi la partenza per il Paraguay. Asunción, Amparo sulla destra, doppio passo e gol. L'unico risultato che è cambiato è proprio questo del Palarigopiano. Lot si gira tra due contro Esposito, Lot, Esposito, rispostone in due tempi. Gorgonzola chiusa 2-2 al 19esimo. Adesso Ortega che può calciare di prima e lo fa alla perfezione. Guidotti ancora belli sulla fascia sinistra, cambia tutto il gioco, poi sotto le gambe di Martino c'è il 3-0. È stato un gol incredibile. Tanto Sciascio lì vicino c'è Lusilea che va a colpire, c'è il 4-0. Poker con Bruna Borges. Ortega si avvicina a Diodato, pallone in mezzo per Lusilea che colpisce, c'è forse una deviazione ma c'è anche il 5-0. Piede adesso ancora Lusilea, bellissimo il passaggio per Borges di prima, per Ortega che anticipa Martino, poi mette in rete il 6-0. Dupuy con la suola, il tacco anticipa tutti però Amparo che si allunga il pallone, poi Scivolata riesce a servire Belli che tocca per Silvetti, il controllo e l'appoggio in rete. 7-0. Sciascio che cambia gioco per Amparo con il mancino, si intuffa però Martino, poi Sciascio, il pallone rimane lì. Saraniti, quarto. Il rimpallo la favorisce, poi Amparo è sola, Ortega contro Balestra, a destra per Lusilea che mette dentro il tris. Lusilea cercata benissimo dall'altra parte Amparo, il sombrero, poi la conclusione volante, Balestra esce benissimo. Subito la pressione di Amparo, pallone recuperato, Lusilea gira per Ortega, ancora Balestra, 2 contro 1 del Noci, imbeccata a Lot, il controllo con il mancino, Esposito, ancora Lot e c'è di testa Borges che la butta via. Sulla sinistra di Diodato, servita, spazio Diodato, può involarsi, rientra con il destro, poi il calcio e Balestra ancora va verso l'area di rigore, verso il limite, ancora un gioco di gambe da parte di Diodato che calcia e Balestra coprendo il pallone si gira poi molto bene, va a cercare Belli, Belli se ne va con un dribbling in velocità, Balestra, ancora Belli e Balestra fa suo il pallone su di lei che non la molla, al centro c'è spazio per Quarta, allarga poi per Dupuy con il diagonale, in questo caso Quarta che prolunga per Saraniti contro Vianale, Saraniti se ne va con il destro, va a calciare Esposito, poi Vianale, il pallone che rimbalza come un flipper da Silvetti. Anticipo di Borges, il pallone però rimane lì dalle parti di Saraniti, è tornata già Lusilea, Saraniti sterza, poi Intini e poi Dupuy. Poi il pallone le è sfilato alle spalle, ma nulla di grave, nessuna conseguenza per il Montesilvano, ancora con Amparo, ancora con Balestra che per Gomez, l'accelerazione di Gomez al centro del pallone è stato recuperato però da Borges, ancora Borges sulla destra, cerca di metterlo in mezzo e qui Balestra non è precisa nell'intervento. Marco centralmente per Gomez, era buona l'idea, ancora De Marco va a colpire in due tempi, poi Belli, poi ancora Gomez da Esposito, Amparo velocissima, Amparo sulla destra, fa tutto da sola, poi mette in mezzo per Belli, comodo questo 10-0 in velocità, poi va centralmente il servizio per Belli in profondità, esce Balestra con la manone, è stato l'errore commesso in precedenza. Un bel secondo tempo per lei, Guidotti al centro, Belli la butta incredibilmente alta da 1 metro. Partono in due le pugliesi, il lancio lungo di Balestra a cercare Gomez, la sponda per De Marco e la chiusura perfetta da parte di Esposito. Subito Lusilea in pressione, pallone già suo, ancora la numero 10 con il mancino, con il destro fino in fondo Balestra, poi Diodato, pallone che rimane lì, l'aggancio della numero 11, la conclusione mentre